Mister Monteforte, non era facile perché il 3-0 è un risultato aleatorio, perché partire sapendo di avere già tanto favore del pronostico psicologicamente forse è uno svantaggio, però avete giocato bene e meritate nel 180 minuti. Un po' tanti gol, anche facili, secondo me, però loro avevano poco da perdere. L'Albenga è venuto con lo spirito giusto, non si è fatta sorprendere due volte. Se noi chiudiamo la partita subito sul 2-0, allora poi magari prende un'altra piega. Poi c'è stato, credo, il primo tiro in porta dall'Albenga, hanno pareggiato, poi abbiamo sbagliato altri gol, però una partita sempre in controllo, direi. Ecco, giustamente hai mischiato anche un po' le carte, ma anche forse per esigenza, non per... No, abbiamo schierato la formazione migliore, era un cambio tecnico, Tracanna era in crescita e Casagrande è un giocatore importante, poi tutti gli altri erano gli stessi, quindi erano la formazione migliore. Ecco, secondo te è stata più vera l'Albenga vista qua o quella vista? O è stato più vero Ligorna visto là? Lo devi chiedere a Grandoni, dall'Albenga lo devi chiedere a Grandoni. No, io dico che noi siamo stati molto bravi all'andata, molto concentrati, attenti, molto cinici e oggi non ci riusciamo, siamo un po' tornati a quelli un po' di prima che creavano tanto, anche sotto porta abbiamo sbagliato anche un po' di cose facili, però l'Albenga lo sapevamo che era una squadra importante con dei giocatori forti, quindi non c'era tutto sto divario che sembrava, siamo stati noi che abbiamo fatto un'impresa là, però adesso ora pensiamo alla semifinale con la Genova, credo.